Sapete bambini, ogni campanaccio ha la propria voce e io sono quello proprio che cerco di dare la voce al campanaccio. Si fa in questo modo, guardate. Questo è un campanaccio accordato e va su una pecora che sarà orgogliosa nelle campagne della Sardegna. Quindi bimbi, come avrete capito qua, noi diamo voce agli animali che stanno in montagna, in pianura e in generale nelle campagne, quindi. Per far questo produciamo diversi tipi di campane, diverse forme, diverse grandezze, perché se è piccolo l'animale ha bisogno di un campanaccio piccolo e man mano che cresce gli si viene sostituito fino a quando diventa sempre più grande. Le forme cambiano perché, cambiando la forma, noi siamo in grado di produrre delle note che vanno più lontano, che sono più melodiche e che quindi si adattano meglio a diversi tipi di animale. Ad esempio il campanaccio lungo che ho in mano, qua si chiama sasindiesa ed è un deghino. Deghino è l'unità di misura con cui si stabilisce la grandezza del campanaccio. E il suono che produce è questo. I pastori lo usano solitamente per le capre, perché è un suono che va molto sulla distanza e quindi le capre sono libere di allontanarsi e poi tornare indietro ed essere controllate in questo modo. Le forme tonde invece sono queste, sono le classiche, sono la maggior parte dei campanacci che sentite nelle campagne e appartengono alle pecore, sono suoni che noi abbiamo in testa e replichiamo sulle campane proprio perché vadano alle pecore. E questo è il suono. Vedete che ognuno ha la propria voce, sono proprio come le persone, le campane, ognuno ha la propria voce. Il pastore, grazie alla loro voce, è in grado di distinguere le proprie pecore. Se passiamo poi ad altre forme, come queste, e provate a chiudere gli occhi, ascoltarle, scoprirete subito che sono delle campane che vanno bene per le mucche. Qua a Tonara le chiamiamo traccasa, però in molte parti di Sardegna vengono chiamate metallasa e anche in altri modi. Anche queste sono due campane per mucca, sono pesantissime e hanno un bellissimo suono. Di sicuro il pastore non le perde le proprie mucche con due campane del genere. E poi c'è lui. Questo è il campanaccio tondo, classico campanaccio tondo. Il campanaccio sardo, quello che rende distinguibili i nostri campanacci rispetto a tutti gli altri, è la forma che diamo. Questa forma viene valorizzata ancora di più e viene utilizzata dai mammutones di Mamoiara. Questo, ad esempio, è uno dei campanacci più grandi che si trova sulla schiena dei mammutones. E il suono è questo, inconfondibile. Allora, lui è mio fratello, perché vi presento anche mio fratello? Perché questo è un lavoro esclusivamente familiare. Io e lui siamo la quarta generazione. Il signore che avete visto prima accordando i campanacci è il nostro padre, è lui che ci ha tracciato il solco per seguire questa strada. E prima di lui il padre e ancora prima di lui il nonno. Quindi noi siamo la quarta generazione, siamo quelli che manderanno avanti questo lavoro e voi sarete quelli che manderanno avanti le tradizioni dei mammutones, dei pastori, insomma di chi avrà sempre bisogno delle nostre campane e speriamo sempre che dopo di noi ci sia qualcun altro che possa seguire questo cammino.